noi la 35esima edizione del concorso Montasio, che qui a Premaggiore si svolge ormai da molti anni. Anche quest'anno abbiamo avuto una discreta partecipazione di amici che sono soliti operare in questo settore. Credo che Pramaggiore stia, nonostante il periodo di crisi economica, cercando di sostenere l'economia anche con queste forme di promozione, con queste forme di riconoscimento alle cooperative casearie che lavorano e che sostengono l'economia del nostro territorio. Credo che anche per quest'anno abbiamo fatto la nostra parte. Ci auguriamo che poi il produttore finale, l'utente, che è quello che è il fruitore del prodotto, possa esserne ben lieto e possa goderne dei frutti. L'incontro con il Montasio e con il vino è la grande peculiarità della nostra zona, è una grande prospettiva di futuro degli agricoltori, dei produttori di latte, e credo su questo la provincia di Venezia si impegnerà in maniera significativa per far sì che le eccellenze del nostro territorio, della nostra provincia di Venezia, del nostro Veneto, trovi sempre maggiore spazio nei consumi dei nostri cittadini. Montasio è un formaggio fondamentale per la nostra provincia perché è l'unico formaggio importante che abbiamo, a parte una piccola produzione di un formaggio locale a Cona. Dunque la nuova amministrazione è un'amministrazione che ha voglia di essere presente, è un'amministrazione che vuole essere in prima fila nell'aiuto e nell'organizzazione degli eventi. Questo appunto è uno di questi eventi che ha bisogno di essere portato avanti. La produzione DOC Legion Pramaggiore, però quest'oggi abbiamo in degustazione l'Elite, nel senso abbiamo i prodotti biologici, i vini biologici di quest'area. Quest'area conta 4.000 ettari di terreno vitato, di cui 400 sono coltivati con il sistema d'agricoltura biologica, per cui diciamo niente chimica, ma tutto fertilizzante organico e soprattutto minerali per il trattamento. È una giornata particolare, l'abbinamento è sicuramente bello perché vicino al biologico, che significa naturalità, che significa semplicità di produzione, ritorno alle origini nella produzione, c'è anche questo tipico prodotto che è il Montasio, che altrettanto proviene dalla stalla, dove le mucche sono sane, sono controllate, dove il latte è buono e dove si produce quindi questa particolare produzione tipica dell'area.